Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Ricorre oggi il 31esimo anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, avvenuta lo scorso 8-9 maggio del 1993. Quel viaggio apostolico è passato alla storia per il grido del cuore nella valle, ai piedi del Tempio della Concordia. Così lo stesso San Giovanni Paolo II, ricevendo i fedeli dell'arcidiocesi di Agrigento in udienza, lo definì quel grido, disse, sgorgatomi dal cuore della valle. Per l'occasione, nel pomeriggio, si svolgerà la presentazione del volume a cura dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino, affiliato alla Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista di Palermo, presso l'Aula Magna del Seminario Vescovile. Dal titolo verrà Il giudizio di Dio, Chiesa e Mafia, quale magistero e liberazione oggi, che vedrà la partecipazione di Sergio Tanzarella, docente universitario di Napoli, Fabio Zavattaro, giornalista della LUMS ed ex già vaticanista della LUIS, Don Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e Lilli Genco, direttore dell'ufficio stampa diocesi di Trapani. Intanto ecco come Monsignor Carmelo Ferraro, vescovo emerito di Agrigento, ha ricordato per il settimanale L'Amico del Popolo quella visita. Il 9 maggio del 1993 costituisce per la Chiesa di Agrigento una delle più grandi grazie che è stata vissuta dai cristiani. Il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha cominciato a salutare Agrigento in maniera così nobile e sublime da incantare tutti. Egli disse: saluto te Agrigento, città di antichissime civiltà, madre di menti eccelse e di cuori generosi. Come non ricordare che tu hai dato i natali a personalità illustri, dall'antico Empedocle al modello Pirandello. Saluto inoltre te, Chiesa agrigentina, intrepida nella fede, edificata dai santi vescovi Libertino, Gregorio e Gerlando, onorata attraverso i secoli da una lunga catena di santi. Vengo tra voi, pellegrino del Vangelo, per annunciare Gesù il Salvatore del mondo, il Redentore dell'uomo. E non contento di avere descritta Agrigento, egli continua a disegnare il ruolo storico di questa antichissima città, in questa nobile terra, avamposto d'Italia verso il continente africano e l'Oriente. Accanto ai monumenti della passata grandezza palpita un patrimonio vivente di valori umani e religiosi, che sono la vostra maggiore inestimabile ricchezza. L'accoglienza e l'ospitalità, il senso dell'amicizia e della famiglia, dell'onore e della fedeltà, l'originalità e lo spirito di adattamento, il rispetto dello straniero e l'amore alla terra, e più di tutto un profondo sentimento religioso, espresso particolarmente nella pietà popolare. Così il Santo Padre descriveva Agrigento nella sua missione storica, dandoci l'invito a operare nel nome di Gesù Cristo, Signore crocifisso, via e verità e vita per tutti gli uomini, per tutta l'umanità. Oggi ricordare questo messaggio ci riempie il cuore, ritornare a tutte le cose belle che Egli ci ha detto è un incanto che auguro a chiunque vive l'esperienza di essere Chiesa del Signore.